Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento di Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì sera del gruppo TV7. Questa sera è una puntata straordinaria, le ultime due di questo mese ovviamente saranno così per via delle amministrative di Padova. Questa sera avremo 4 rappresentanti per quanto riguarda i 4 candidati sindaco, la prossima ne avremo altri 3 per sentire i pareri, le impressioni, le opinioni di questa campagna elettorale. L'inizio già a presentare, saluto Antonio Bressa per Giordani Sindaco, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Saluto Marco Carrai per Lorenzoni Sindaco, buonasera. Buonasera. Alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, c'è Alain Luciani per Bitonci Sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. E Emanuele Menegato per Borile Sindaco del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti davvero. Vi ricordo e ricordo i nostri telespettatori che siamo anche in diretta Facebook e dunque potete guardare e commentare ovviamente questa trasmissione anche tramite i social. Va bene, sentite, prima di iniziare, visto che ci saranno molti argomenti, noi siamo andati tra la gente e siamo andati a chiedere un parere alla gente cosa volete dal nuovo sindaco di Padova. Sentiamo cosa dicono. Tra un po' a Padova si vota, qual è la prima cosa che un nuovo sindaco dovrà risolvere? Dal punto di vista nostro, come si dice, il decoro della città, la pulizia, le scritte sui muri. Dovrebbe occuparsi un po' del traffico, dei parcheggi, delle linee pubbliche, perché è impossibile vivere a Padova. Ieri per fare dall'ospedale all'Arcella 3/4 d'ora. Gli immigrati, sicuramente, ce ne sono troppi. Ce ne sono troppi e tolgono lo spazio a noi padovani. Per quanto mi riguarda l'inquinamento, la quarta o quinta città in Italia per inquinamento, quindi questa è una cosa secondo me importantissima da risolvere per le malattie, per tutto ciò che comporta. Più attenzione sul territorio, togliere questo senso di paura che ormai prende tutti, dare un senso di sicurezza senza perdere quelli che sono i valori, credo, di questa terra, che sono l'accoglienza. Dove abito io è molto sporco e sono in centro, quindi quello per me sarebbe una delle cose principali. Io abito nell'Interland e in una zona che è, come dire, sommersa dal traffico. Per venire da Sarmero ad Arubano sino a Padova, attraversare tutta la zona di Chiesa Nuova è un disastro, soprattutto nelle prime ore. La sicurezza, che finora è stato affrontato molto male e secondo me dovrà essere la priorità del prossimo sindaco. La viabilità nel centro e cercare di migliorare soprattutto la viabilità delle biciclette. Il discorso delle biciclette nella zona pedonale credo che sia una cosa che vada risolta. Dovrebbe essere una cosa permessa andare in bicicletta in centro. Bene, allora 25 giorni al voto, come vedete in sovraimpressione, inizio da Antonio Bressa. La maggior parte delle persone, a fatalità, oggi ci ha detto, le interviste sono state fatte stamattina, a Padova c'è il problema del traffico, c'è il problema del tram, degli autobus. Allora, se ricordiamo e torniamo indietro con il tempo, c'è stata l'amministrazione inizialmente di Zannonnato con poi un intermezzo della destra, poi Ivo Rossi per quanto riguarda il tram, è arrivato Bitonci, ha tolto la seconda linea. Cosa succederà adesso per voi, Antonio Bressa, per quanto riguarda se vincerà Sergio Giordani la poltrona di primo cittadino di Padova? Sì, è un tema che anche noi abbiamo riscontrato nell'interesse dei padovani. Bisogna inquadrarlo facendo una considerazione generale, cioè noi abbiamo una delle città più inquinate, l'ha detto anche una delle persone intervistate nel servizio del nord Italia, per cui lavorare su un trasporto pubblico efficiente, su una viabilità efficiente vuol dire anche migliorare le condizioni di salute dei padovani che purtroppo sono costrette oggi a respirare un'aria che ha dei livelli di PM10 veramente molto elevati. Per cui una prima cosa sulla quale noi ci impegniamo è quella di salvaguardare la linea attuale del tram, perché ho sentito dalle dichiarazioni di Bitonci che anche questa bella innovazione che è piaciuta tantissimo ai padovani sarebbe a repentaglio con una rielezione di Massimo Bitonci. Queste sono state le sue ultime dichiarazioni. Ho sentito dire che toglierà le rotaie da Padova, non solo nelle progettualità della SIR 2 e della SIR 3, ma anche rivedendo ma lo dite voi, è quello che ho letto. Sono contento. Siete in difficoltà in campagna elettorale e vi inventate queste no, guarda, se smentisci il tuo candidato sindaco, per me è di tutto di guadagnato, perché evidentemente un servizio che funziona per i padovani
Sì, però che non iniziamo subito. È un servizio che funziona e che i padovani vogliono che i padovani vogliono che sia mantenuto, e quindi se mi confermi che resterà la linea del tram è tutto di guadagnato per la cittadinanza. Dopodiché bisogna investire sulle altre linee. È stato un gravissimo errore quello di perdere i 60 milioni di finanziamento per non fare la seconda linea del tram. La prima cosa che dovrà fare il prossimo sindaco è ricostruire un rapporto di collaborazione con le altre istituzioni, cosa che è mancata, con la regione, con il governo, per trovare i finanziamenti per investire sul trasporto pubblico. E sempre tramite il tram e con questo sistema, sì, Antonio? C'è il tram o altre soluzioni che possono essere anche le cosiddette BRT, cioè delle linee di trasporto rapido di autobus elettrici. Ci sono delle città in Europa che stanno facendo delle grandissime innovazioni. Penso ad Amburgo, dove gli autobus sono completamente elettrici, hanno un pantografo che si alza alla fermata, ricarica di energia elettrica e riparte. Ecco, io penso che Padova debba guardare le migliori esperienze europee e portarle qui in città. Quindi Antonio Bressa è per il tram, per la seconda linea del tram, mentre Alain Luciani per Massimo Bitonci sì. com'è? Ma allora, mi spiace che si stia facendo una campagna elettorale sulle fantasie e sulle menzogne. Il sindaco non ha mai detto che vuole eliminare il tram che c'è attualmente. È un tram che funziona, un mezzo che sta funzionando, che piace molto ai padovani. Quello che dice Massimo Bitonci è una cosa diversa. Dice, visto e considerato che dobbiamo fare ulteriori investimenti sul trasporto pubblico perché è necessario, dobbiamo farlo su diciamo così, mezzi che siano moderni. I mezzi che ritiene opportuno Massimo Bitonci di inserire nel parco, diciamo, mezzi della città di Padova sono gli autobus elettrici. Sono gli autobus elettrici che abbiano delle corsie preferenziali. No, perché insomma le rotaie sono cose ormai del 1900. Luciani, scusa, confermi? Oggi non siamo più nel 1900. Ma allora stai dicendo la stessa cosa che ho detto io. Cioè tu dici, con gli autobus elettrici andiamo a sostituire anche l'attuale linea del tram? No, io ritengo che oggi questo mezzo funzioni, può rimanere, non c'è nessun problema. E l'ho detto anche Massimo Bitonci. Massimo Bitonci ha detto... però mi sa che lo devi convincere perché lo slogan suo è stato basta rotaie. No, lo slogan suo dice le nuove linee tram saranno autobus elettrici con guida ottica, che vengono fatte appunto, come dicevi, in moltissime città che sono sicuramente all'avanguardia rispetto a noi. Siete voi che continuate a dire che bisogna fare la SIR 2 e la SIR 3 nella stessa metodologia con la rotaia. Non siamo stati noi a dirlo. Noi invece diciamo... Per quanto riguarda Giordani... noi dovremmo valutare, è una roba perché che c'è anche un atteggiamento di serietà e di responsabilità. È inutile che vi diciamo adesso se sarà un tram della stessa tipologia di quello che c'è oggi, se sarà un tram più avanzato, se saranno autobus elettrici, perché ci si metterà assieme ai professionisti, ci sarà una gara che dovrà vincere una società che offre servizi di trasporto pubblico, e con la società che vincerà la gara ci metteremo al tavolo per mettere in piedi la soluzione migliore. Potrebbe essere anche quella di autobus elettrici, ma che non vadano a sostituire un mezzo che adesso funziona. No, infatti, ma nessuno l'ha mai detto, ti garantisco Bressa, nessuno ha mai detto che ne abbiamo appena comprati 2 come amministrazione, cosa facciamo? Ne compriamo 2 e dopo li andiamo a togliere? Sarebbe una follia. Sul tema allora su questo siamo d'accordo, allora finalmente riconoscete che anche le amministrazioni passate allora qualcosa di buono l'hanno fatto? No, attenzione, non è stato fatto qualcosa di buono, attenzione. I padovani votarono sia Zanonato sia la Destro perché non volevano il tram. La Destro poi è stata l'idea assoluta. Sono stati distrutti comunque 2 quartieri per la realizzazione del tram. Che poi oggi il tram funzioni, tanto meglio, cioè per fortuna, però nel frattempo 2 interi quartieri che sono l'Arcella e la Guizza sono state distrutte dal punto di vista del commercio, adesso dal punto di vista delle strutture. Del fatto che oggi c'è Marco Carai, per quanto riguarda la viabilità siamo andati sul tram, però ci sono tante altre cose a dire per quanto riguarda la viabilità di Padova, i collegamenti con le periferie. Marco Carai. Ma allora la mobilità in una città come quella di Padova è molto complessa. È un sistema che deve trovare l'integrazione tra più mezzi. Ho trovato anch'io folle aver rinunciato a un finanziamento a fondo perduto di 60 milioni di euro. Ma perché avete rinunciato? Ma non è vero, ma queste sono le solite bugie. Il governo di centro-sinistra, ok? E c'era ancora sindaco Ivo Rossi, ha tolto dai soldi a disposizione del Comune di Padova 60 milioni. È successo dopo? Non è successo dopo. Basta leggere i giornali. Non c'entra niente. Non c'erano i soldi. Non c'erano i soldi per recuperarli. Quindi avete rinunciato a una scelta non è abbiamo legittima. Rinunciato, è una scelta legittima. Tra l'altro avete anche contestato c'erano solo sulla carta. Scusa Marco, c'erano perché sono andati a Milano. Sono andati a Milano a finanziare l'Expo quei soldi.
soldi. Bravo, il governo di centrosinistra ha spostato i soldi destinati al comune di Padova al comune di Milano, che guarda caso c'era il sindaco uno del centrosinistra. Diciamo le robe come sono. Hanno spostato i soldi destinati a Padova perché c'era un sindaco leghista. Avete rinunciato a presentare il progetto? Un ma neanche rinunciato, perché la rinuncia è un atto passivo. Volontariamente avete detto di no, perché non ritenevate che la seconda e la terza linea del tram fosse uno strumento efficace da offrire ai nostri cittadini. Un tram a rotaia no. Una scelta che oggi noi contestiamo e diciamo che il sistema di mobilità cittadina e intercittadina, perché abbiamo sentito il signore che vive in un altro comune, che avverte l'esigenza di trasferirsi e arrivare a Padova nel più breve tempo possibile. Dobbiamo coinvolgere addirittura i comuni dell'Interland, della cintura urbana, affinché le linee del tram arrivino anche là e impediscano poi un flusso interminabile di auto che penetra nel nostro tessuto urbano, integrandolo anche con altri sistemi di mobilità. Va benissimo il tram elettrico, vanno benissimo tutte le soluzioni che altre città europee hanno introdotto e stanno utilizzando per favorire l'eliminazione. Ma la domanda è, Marco Carai, adesso avendo perso quei soldi finanziati perché sono stati non voluti, bisogna riattivare un altro finanziamento. Sì. Certo. Manu, invece, per quanto riguarda la mobilità, il tram, come vedete voi del Movimento 5 Stelle la situazione di Padova? Allora, noi puntiamo sicuramente ad arrivare all'elettrico, perché il Movimento 5 Stelle ha come priorità, come una delle stelle, l'ambiente. Quindi arrivare ad un tram o comunque del trasporto pubblico 100% elettrico sarebbe la nostra meta. Nel contempo vorremmo comunque estendere questa linea del tram alle zone che servono ai cittadini e a chi viene da fuori per raggiungere le diverse zone di Padova. Penso alla fiera, penso alla zona estera. Aggiungere una linea di tram porterebbe sicuramente la gente a spostarsi in periferia ed essere meno sovraccarico il centro. Poi abbiamo anche da revisionare tutto il sistema di ZTL che c'è a Padova, che serve a nostro avviso solo per far cassa e a nient'altro, perché non è garantito un minor accesso, oppure e anche il sistema di T-Red che comunque è già in... Poi ne parliamo però del tram prima, cioè fermiamoci lì per quanto riguarda la mobilità. Cosa intendete fare voi del Movimento 5 Stelle se Borile vince la prima poltrona di cittadino di Padova? In uno dei punti del nostro programma c'è appunto la meta, l'obiettivo di arrivare a dei bus al 100% Quindi elettrici. toglierete questo tram? No, il tram può essere sostituito appunto da un tram elettrico e amplieremo anche una ulteriore tratta. Anche adesso è elettrico il tram comunque. Sì, è induzione magnetica, che tra l'altro non è neanche salutare proprio. Prego, no, il tram è già... Sì, ma la rotaia è il tema, capite? Cioè il tram è una cosa del 1900, le rotaie, cioè adesso siamo seri, diciamoci le cose come sono. Le rotaie sono una roba del 1900, la prima ferrovia fu la Napoli-Portici, pensate. In giro per il mondo ci sono tutte le rotaie. Sì, però le stanno sostituendo, le stanno rimuovendo. Sono stato recentemente a Bilbao, nei Paesi Baschi, e stanno rimuovendo le linee, quelle appunto che vengono dalle periferie a tram, a rotaie, per mettere dei bus sempre a guida ottica. Oggi con la tecnologia ci sono delle guide ottiche dove non serve più la rotaia in ferro che distrugge, che costa l'ira di Dio. Oggi si fa una guida ottica, sempre può essere magnetico, può essere elettrico, e l'autobus va tranquillamente senza avere il problema. Cioè le rotaie ormai, siamo seri, mettere ancora giù delle rotaie, bloccare degli interi quartieri, bloccare un'intera città con il traffico che già abbiamo per mettere giù una rotaia. Il tram è l'unico modo che ti consente di trasportare 500-600 persone contestualmente da una parte a un'altra della città. Sull'autobus trasporti 90, magari, forse 30-40 persone. Vanno benissimo anche i tram elettrici, nessuno dice che non li vogliamo, e mi pare anche dal ragionamento che è emerso qua, tutti siamo favorevoli. Non bastano, bisogna integrarli con altri sistemi più efficaci, più
importanti dal punto di vista dei numeri, che possono essere il tram anche su rotaie, se ci sono fibre, quindi se possiamo sostituire le rotaie con un altro strumento, ben venga, vedremo la tecnologia cosa ci offrirà. Ci sono esperimenti nelle città europee e mondiali interessantissimi anche di teleferiche che trasportano in aria le persone, per cui non impattano, nemmeno sul suolo, ma è estremamente interessanti. A Londra ce n'è una. Sono d'accordo con quello che diceva Bressa. Siccome nessuno inventa niente, andiamo a vedere gli strumenti più efficaci, con meno impatto, sia dal punto di vista proprio dell'ambiente e dell'inquinamento, che possiamo importarli a Padova con le risorse che abbiamo a disposizione. Ma vi prego, non rinunciamo a finanziamenti, come avete rinunciato voi, per 60 milioni che poi vanno a far godere un'altra città. Non esiste questo. Con l'aggiunta di Bitonci ovviamente e il famoso rapporto con la Regione Veneto sono stati appena dati al Comune di Padova, c'è la possibilità di avere questo finanziamento di 15 milioni di euro, 16 milioni. Quindi, visto e considerato che un tram a rotaia costa 5 volte tanto, è come se avessimo preso la stessa cifra, e lo abbiamo fatto in maniera seria perché pensiamo che il trasporto pubblico sia una cosa urgente, deve essere ecosostenibile e deve costare poco, però non sono più tempi di spendere cifre. Non è perché è stato tolto gli autobus che vanno in centro, il Pollicino, tanti cittadini che abbiamo sentito sono lamentati di questo. Ma sì, hanno ragione, cioè i cittadini hanno ragione, perché effettivamente questa fusione, che poi non è una fusione che ha voluto Massimo Bitonci, è una fusione che ha voluto l'intera città, perché anche il PD insomma l'ha votata in Consiglio Comunale. Avete gestito voi però il passaggio? Ed è stato abbastanza disastroso, sì, nel senso che sulla fusione siamo d'accordo, era una cosa necessaria. C'è stata. Però nel 2015, quando c'è stato il passaggio, qual è stato il problema? Che le linee sono state ridefinite tutte assieme, mentre di solito il trasporto pubblico, siccome si basa anche sulle abitudini delle persone, viene cambiato un po' alla volta perché le persone devono riabituarsi. Sono state cambiate tutte le linee di colpo e quindi si è creato un grave disagio per quanto riguarda l'utenza. Questa gestione è stata fatta durante l'amministrazione Bitonci. Ci sono state delle difficoltà, infatti all'epoca c'era appunto un assessore che poi decise di andare fuori dalla giunta in qualche maniera, e che ha gestito le cose male. Infatti il sindaco in prima persona si è messo lui, ha convocato il tavolo, ha chiamato i cittadini, è andato a incontrare i cittadini nei quartieri, ha recepito tutte le richieste dei cittadini e ha trovato delle soluzioni. E poi si può ancora migliorare. Due flash sul trasporto diretto Piazze è stato eliminato. Esatto. Cioè uno strumento efficace che consentiva ai cittadini dei quartieri di raggiungere il centro, le piazze, è stato eliminato. Sì, ma io mi rendo conto, cioè non è che non ci siano state, guarda che si può rimettere quando si vuole, l'importante è che si rimettere quando si vuole, insomma, se avete governato voi potevate rimetterlo, capito? No, bisogna avere la capacità, ho capito, in quei 2 anni il Pollicino è scomparso, per mandarci a casa, in quei 2 anni il Pollicino è scomparso, potevate giudicarci. No, sono i colleghi che sono stati eletti, assieme a te che non si sono più riconosciuti nel sindaco. No, ma io credo che l'opposizione sia il lavoro di mandare via una giunta, ma non sono stati solo loro a mandare via. Certo che non sono stati solo loro. Cioè, non abbiamo ancora i superpoteri. Poi diretto Piazze esula dal fatto che con loro i siete signori caduti. adesso, quelli che ci hanno mandato a casa, no, perché va chiarita questa cosa. Sono candidati con le liste di Giordani adesso. Guarda, una delle qualità che deve avere un sindaco, una delle qualità che deve avere un sindaco è la capacità di fare squadra. E questo Bitonci non l'ha dimostrato, perché una squadra ce l'aveva e la sua stessa squadra l'ha sfiduciato perché non è stato in grado di tenerla insieme. Per cui è anche uno dei motivi per cui diciamo che forse bisogna cambiare a Padova. 2 flash sul trasporto pubblico. Le persone inizieranno a utilizzare il trasporto pubblico nel momento in cui è concorrenziale rispetto all'uso dell'auto privata. Se io mi metto nell'auto privata e vedo che l'autobus è in fila assieme a me nelle strade principali di Padova, non mi viene voglia di usare l'autobus. Sono state tolte le corsie preferenziali in alcune zone della città per gli autobus. Questo è stato un grave errore, perché io, utente che uso l'auto, devo vedere che quelli in autobus vanno più veloci, e allora la volta dopo magari posso immaginare di utilizzare l'autobus. Così si incentiva il trasporto pubblico, e un trasporto pubblico efficiente misura la qualità anche della democrazia di una città, perché anche chi non ha i mezzi, le risorse per muoversi, deve poter utilizzare un trasporto pubblico efficiente. Altra cosa, bisogna coinvolgere i comuni attorno alla cintura urbana, nella cintura urbana di Padova, perché solo in questo modo si può pensare a un sistema di trasporto pubblico integrato, perché chi vive a Selvazzano, chi vive al Bignasio, Abano, Vigonza, eccetera,
vive comunque la stessa area metropolitana e deve poter godere degli stessi servizi che devono essere gestiti in maniera razionale tutti assieme. Ma questa è servita alla fusione, cioè la fusione è servita a questo. Mi sembra che tutti siete d'accordo che la mobilità va migliorata. Vuol dire, un dato di fatto, che finora non è stato fatto quello che si doveva fare. In generale, non parlo dell'ultima amministrazione, ma in generale. Quindi il fatto stesso che la mobilità deve essere migliorata, deve essere o elettrica o tolto le rotelle, tutto quello che volete, però bisogna darsi da fare. Però mobilità non è solo trasporto pubblico. Iniziamo da questo, poi, poi troveremo anche delle altre cose, ovviamente. Emanuele. No, io pensavo anche, quando ho detto che deve essere sostenibile e in concorrenza con i privati, che io devo pensare che quando prendo un mezzo pubblico risparmio, e quindi deve essere anche concorrenziale dal punto di vista economico prendere un mezzo pubblico rispetto al mezzo privato, e quindi come Movimento 5 Stelle, soprattutto qui a Padova, avremo la proposta, l'ambizione di imporre una tessera elettronica per entrare negli autobus, oppure, come è stato fatto a Roma in un periodo di transizione, il controllore fisso negli autobus, perché non è possibile. Io quando prendo il tram a Padova entro dentro, sono diciamo l'unico in quel momento che timbra un biglietto, quindi o gli altri hanno tutti l'abbonamento e io sono lo straniero a Padova, oppure spiegatemi come funziona. Quindi bisogna anche pensare a queste cose, perché è molto giusto quello che dici, sì. Quindi questo è uno dei punti di proposta. Poi come viabilità c'è anche non solo il trasporto pubblico o privato, ma comunque c'è la viabilità soft, comunque le biciclette, permettere anche a chi vuole muoversi a Padova in un'altra maniera di poterlo fare, perché adesso le piste ciclabili, almeno quelle che io prendo, sono piste da cross. Emanuele, tutti hanno il marchio Tucciarelli nascosto? No, non l'ho nascosto, semplicemente... ma come mai non l'hai messo? No, posso anche metterlo, sono arrivato un po' dopo. Se vuoi democraticamente poi... Guardate, lo metto solo perché mi ha invitato a farlo, ma il Movimento 5 Stelle, scusatemi un attimo se riesco a incastrarlo... Che non rompiamo la giacca. No, l'ha inventato il Movimento 5 Stelle, a dire la verità, lo stemma attaccato alla giacca. No, io l'ho visto da prima. Il Movimento 5 Stelle, nelle sue persone, nella sua proposta, non ha bisogno di farsi riconoscere. I signori qui di fronte hanno bisogno perché sono insieme in una cozzaglia di simboli in cui loro mettono il loro, in questo caso, non so, c'è Lega? Io non ho simboli. Bittonci però è della Lega. Cosa c'è che Bittonci bisogna nascondere un po' i simboli che a livello nazionale e anche locale hanno fatto disastri a destra e a manca, quindi bisogna un attimo mettersi con un simbolo diverso, una lista civica, sono tutti specchietti per allodole. L'ultima, non parlo di questo, ma l'ultima tornata c'era un simbolo che si chiamava per i pensionati. Cioè, diciamo chi siamo, cosa abbiamo fatto e dove vogliamo arrivare, perché se Padova è ridotta in questo stato è perché c'è un continuo rimbalzo. Io mi sono messo da parte prima loro conoscono meglio di me la situazione perché magari ci navigano da un po' a livello politico. Però è un continuo rimbalzo, ma tu avevi fatto, ma tu non avevi fatto, ma io potevo, io non potevo. Cioè basta. Quindi anche un po' a Roma però si sente questa cosa dalla tua... A Roma ci sono i giornali che... Hanno fatto, cioè anche adesso... a Roma intanto è un anno che governiamo, sì, no, ma dico, neanche un anno. Cioè, anche lì però è una prassi, Emanuele, che si usa da tutte le parti. Ma io lo sento fare tra destra e sinistra. Scusami, a Roma è un anno che governate, Bittonci ha governato 2 anni e non va più bene, allora in 2 anni vediamo se al secondo anno avete risolto tutti i problemi. Attenzione, Bittonci ha governato 2 anni, però è 9.000 giorni che sta in politica. Cosa ha dimostrato in 9.000 giorni? È dal 94, ha fatto vice sindaco a Cittadella. È sempre Bittonci, non è che se viene a fare il sindaco a Padova cambia persona. Ha fatto il vice sindaco a Cittadella, ha fatto il sindaco a Cittadella, è andato a farsi un giretto in Senato e poi è ritornato a Padova. In tutti questi anni ha dimostrato ancora di non riuscire a fare squadra, di non ascoltare nessuno, nemmeno i suoi diretti persone. Cosa significa questo? Che aveva fatto cosa politica? significa? Significa che è un uomo di esperienza. Politica vuol dire ascoltare. È un uomo di esperienza, ma non è un uomo che lavora, perché è anche un uomo che lavora. Ma che esperienza è? Un'esperienza che ti danno in mano una città e dopo 2 anni siamo ancora qui a parlare in campagna elettorale. Va bene. Che siete andati a firmare di notte anche voi? Dovreste solo che stare Ma perché di notte o di giorno? Cosa vuol dire? Perché a Roma si è non siete andati a firmare perché avete detto che non vi prestavate a questi giochi, ma siccome faceva no. Ma cosa vuol dire firmare di notte? Scusami, il problema è chi ha firmato di notte. A Padova invece gli faceva comodo, no? Hai capito, andare a firmare di notte perché potevano tentare la scalata al comune di Padova. Siete dei poltronari anche voi, dai, siate sinceri, se no di notte non andavate a firmare anche voi. Vi siete prestati come tutti gli altri partiti. Scusami, questa è la verità.
questo perché non usavate la possibilità di conquistare ai 5 Padova. Stelle non puoi proprio dirlo, perché noi proprio come regola fatto. abbiamo il doppio mandato e poi a casa si torna a fare quello che si faceva prima. Invece c'è gente, ti ripeto, come il tuo amatissimo candidato l'occasione sindaco, ghiotta di prendervi Padova, ma non ci riuscirete, tranquilli, non ci riuscirete a prendervi Padova. Prego Manuel. Cioè, io faccio fatica anche a parlare con una persona che interrompe, Certo. Toccava a me e lui continua a rimbalzarmi. Ha parlato di Bitonci, si è permesso di dire... Ho detto che ho offeso, ho detto 9.000 giorni che è in politica. Dopo questa grande esperienza siamo qui ancora in campagna elettorale. Perché? Perché la Giunta è stata sfiduciata di notte, di giorno, d'estate, d'inverno, non importa. Vi siete dimessi, tra l'altro, dopo non avevo una maggioranza, non bastava la maggioranza. Cioè, noi come opposizione abbiamo il potere di mandare a casa le giunte, ma magari fosse vero, perché in altri comuni magari sarebbe da fare, invece qui c'è stato un autogol. È stato un autogol, Bressa? Ma intanto questa narrazione dell'operazione notturna è un po' da ricostruire, perché l'atto delle dimissioni è un atto pubblico, quindi che sia fatto di giorno, di notte, di sera, prima mattina, non cambia nulla, perché è un atto pubblico che fa un consigliere che è stato eletto e che ha quello strumento per esprimere un proprio dissenso nei confronti del sindaco e fare in modo che ci sia una sorta di mozione di sfiducia. Perché si deve arrivare a questo? Perché l'ordinamento non prevede la mozione di sfiducia, così come c'è per esempio in Parlamento, anche all'interno del Consiglio Comunale. Quindi lo strumento che hanno i consiglieri per sfiduciare un sindaco che non ha più la maggioranza è quello delle dimissioni. Un atto pubblico fatto a viso aperto di fronte ai padovani che ha portato a nuove elezioni. Perché l'alternativa, se non avessero fatto questo, l'alternativa è che un sindaco senza più maggioranza, scusate, termino il ragionamento, l'alternativa è che un sindaco senza più maggioranza, come erano le condizioni in cui alla fine si è trovato Bitonci con la decisione di Saia, che è andata ad aggiungersi a quella di chi lo ha preceduto, era di chi non aveva più i numeri per governare. Allora le possibilità erano due: o si lascia un sindaco che non può fare più nulla per la città, con la città che va evidentemente a deperire senza una guida, o si dà la possibilità ai cittadini di tornare a decidere. Ma secondo voi, Marco Carai, secondo voi, visto che avete accennato voi, questo argomento era l'ultimo tema, poi un bilancio finale della trasmissione, l'avete anticipato, quindi ne parliamo. Secondo Marco Carai, qual è stata la causa principale che è stato sfiduciato Massimo Bitonci? È, come dice Massimo Bitonci, l'ospedale, che è stato il primis, quello che ha fatto nascere tutto l'Ambaradan, oppure dei problemi di gestione interna, secondo Marco Carai? Io, da quello che ho visto come osservatore esterno, non essendo in consiglio comunale, ho letto questa cosa come un'incapacità da parte di Massimo Bitonci di tenere una squadra, cioè di fare sistema con i suoi. E la sua logica era un uomo solo al comando e trattare quindi sia la maggioranza che aveva in consiglio sia la sua giunta come non dei suoi collaboratori ma dei suoi subalterni, delle persone che dovevano eseguire senza capacità di ragionamento gli ordini che lui impartiva. E non tieni così un organismo complesso come una giunta o come un consiglio comunale. Questa è stata la causa? Secondo me sì, una sua incapacità nel dirigere le questioni. Ma assolutamente no. Cioè, Massimo Bitonci è una delle persone, è l'unica che io ho trovato, uno dei motivi per cui mi sono messo in gioco, io mi sono messo in politica, è proprio Massimo Bitonci. Perché è una persona che veramente sa mediare, sa ascoltare, però è un uomo deciso. Cioè, quando si deve prendere una decisione in una città importante come Padova, non si può perdere giorni, mesi, anni a discutere di alcune cose, vanno prese delle decisioni. Se c'è qualcuno che ha intenzione di venire a governare e di perdere tempo, cioè una delle accuse più grandi che è stata fatta alla giunta passata è stata quella di non aver combinato niente, perché effettivamente era sempre sotto scacco dalla Ruffini, da tutte le varie anime interne, da tutte le varie situazioni interne e tutta una serie di progetti che noi abbiamo portato avanti e abbiamo fatto. Molto spesso P diceva ma era un'idea nostra, l'avevamo progettato noi, è vero? Ma noi l'abbiamo fatto però. Allora l'unica cosa che avete fatto, e vi riconosco, questa è la grande differenza, pescando dai progetti della precedente amministrazione, una rotonda.
mi pare un po' poco, la invito a leggere il bilancio firmato dal commissario, se abbiamo fatto solo una testimonianza da lasciare ai posteri, una rotonda, sinceramente. Che poi ricordiamo è stato un tempo breve, su questo bisogna dare atto. Tempo breve, era già pronta, No, ma dico, in 2 anni uno bisogna che termini il mandato, per carità. Io credo, al di là di tutto, che Massimo Bitonci sia una brava persona, una persona onesta. Secondo me non è adatto a gestire le complessità di una città come Padova. Ognuno deve anche riconoscere i propri limiti. Cioè lui va benissimo, probabilmente andava benissimo a fare il sindaco di Cittadella, che è una realtà piccola, si conoscono tutti e quindi è facile da gestire. Lui si è scontrato con la complessità della nostra città e da lì ha perso completamente lucidità, si è scomposto, ha visto tutti come nemici, anche i suoi, soprattutto i suoi, e si è isolato. E questo poi è stato fatale perché una gran parte dei suoi consiglieri ma sì, penso che è quello che hanno visto i padovani, hanno visto l'arroccamento di un sindaco che ha litigato con tutte le altre istituzioni. Quella capacità di mediare di cui parlava Luciani penso che le persone non l'abbiano vista, perché nel momento in cui non riesce a dialogare con il governo, non dialoghi con la prefettura, non dialoghi con le altre istituzioni importanti della città, ti rinchiudi a riccio e non riesci a costruire quelle condizioni per poi fare realmente le cose. Perché è vero che c'è bisogno di decidere, ma bisogna portarsi dietro gli altri per riuscire a realizzare le cose. Invece questa gestione autoritaria, padronale, ha fatto sì che gli rimanessero attorno alcune persone che lui ha considerato fedelissime, ma non è il modo per gestire in democrazia una città complessa come Padova. Però scusate, posso fare una mozione d'ordine, visto che siamo in campagna elettorale? Parliamo non di Bitonci, di quello che è stato, ma dei programmi, programmi che tutti hanno e che vogliono. Marco Carà, guarda, nella scaletta avevo tutto tranne questo ragionamento. L'avete fatto voi? Posso rispondere però perché si è parlato. Aspetta, siccome io conduco ricostruire le situazioni. Parliamo di quello che vogliamo fare per la città. Nella mia scaletta non c'era questo punto. L'avete introdotto voi e io ho lasciato campo libero. Se voi lo smettete io chiudo e ho molte cose da chiedere. Di Bitonci ne abbiamo parlato, adesso guardiamo avanti. Ne ho tante cose da chiedere. Solo un inciso. Solo un inciso perché poi i cittadini, l'unico politico che possono scegliersi rappresentante è il sindaco. Questo è il tema. Non è così. I giochi di potere. Non è così, Luciani, perché eleggono anche i consiglieri comunali. Non hanno. Anche i consiglieri comunali sono eletti. Cittadini padovani. Piaccia o non piaccia, l'assessore, come lo sono io, ok? Se non sono più d'accordo con il sindaco, ok? Ma l'assessore è una cosa, il consigliere comunale è un'altra. Siccome è un rapporto fiduciario, cos'è l'assessore? È l'aiutante del sindaco. Ma il consigliere se non sono più in grado di aiutare, ma siccome si è parlato di Saia, allora se io non sono più d'accordo, ne vado a rivederci, grazie, ma non mi metto all'opposizione, non mi candido con Giordani, la Brunetti, sono tutti quanti candidati con Giordani, ma non si è mai vista una roba del genere. Ma consigliere comunale, scusa, coinvolgere molte persone, magari un giorno diventa un sindaco che coinvolge tutti i partiti, non sarebbe mica male come idea, sarebbe male, che non siamo magari molto probabilmente... Non si può conciliare alcune idee. Ma non siamo probabilmente maturi per fare una cosa del genere. C'è qualcuno che ci sta provando anche a livello nazionale di fare il partito della nazione. Sono i democristiani, li abbiamo visti, quelli che non combinano mai niente. Vabbè, ma io comunque ti do ragione, deve combinare, però se ci fosse una Luciani che precisazione, sarebbe bello, sarebbe molto precisazione giuridica. Non è che il consigliere comunale non ha un ruolo politico. Certo. Quando io sono stato eletto consigliere comunale e Zanonato mi ha indicato come assessore, mi sono dovuto dimettere, quindi rinunciando alle prerogative politiche, assumendo la veste di collaboratore del sindaco. È una scelta. Certo, ma i consiglieri comunali di Forza Italia non se ne sono andati perché non erano d'accordo, perché non hanno mai votato contro il sindaco. Questo non lo so. Ne sono andati perché c'era un disaccordo con un assessore. Allora un assessore quando assume la carica di assessore sa benissimo che non vota più in consiglio comunale e sa che diventa l'aiutante del sindaco. Se non te la senti più di aiutare il sindaco, vai a casa e basta. Bene, andiamo in pubblicità, poi parliamo del futuro? Certo. Siete d'accordo? Non tocchiamo più questo tasto perché altrimenti poi Marco Carrai sarà, però poi ci ritorniamo. È difficile perché questo tasto comunque è un candidato attualmente alla poltrona di sindaco, quindi sarà difficile non riparlare di Bitonci. Perché tu vuoi riparlarne?
No, sarà difficile non riparlarne. Vabbè, comunque è candidato, non si può dimenticare. Vabbè, no, ho detto non dimenticare, no, però se parliamo tutta la puntata di Bitonci, certo. non sentiamo più le proposte, i programmi che hanno gli altri candidati sindaco. A tra poco, rimanete con noi.